Siamo con Tessarolo Riccardo alla fine della partita tra Roller Bassano e Hockey Seregno, una partita finita 4-4, una pista sicuramente difficile questa qua di Bassano. Siete sempre andati sotto ma avete sempre avuto la forza di recuperare, rimontare. Complimenti anche per la tua prestazione. Come l'hai vista la pista, Riccardo? Beh, quella di recuperare diciamo che è una trama che quest'anno stiamo sperimentando abbastanza spesso e ci sta andando bene per ora e stiamo facendo punti, quello è importante. E oggi non abbiamo fatto una gran partita, appunto come dici tu, è una pista difficile, diversa da tutte le altre, e quindi Roller ha un vantaggio su questa pista e c'è poco da fare. Poi è una squadra che comunque gioca bene e noi eravamo forse un po' sottotono, magari dopo la partita che abbiamo fatto contro Montecchio martedì eravamo un po' calati, ecco. Ricordiamo un Seregno che rimane l'unica squadra imbattuta di questo girone di A2 e adesso però testa il Tiene, perché partita con uno squadrone come il Tiene. Come la preparate questa settimana? Con attenzione, è una squadra esperta con elementi molto validi, quindi per noi sarà la prova del 9 per vedere a che punto effettivamente siamo probabilmente.